Daydreamer, anticipazione episodio 142. Jeanne perde la memoria e la sua Sanem. Jeanne arriva in compagnia e saluta tutti, ma guarda Sanem con indifferenza. Poco dopo lui chiede del tè e quei due matti di Muso e Gégé pensano di mescolarvi qualcosa per aiutare Jeanne a ritrovare del tutto la memoria. Nello stesso tempo a casa Edin anche Meliat e Mekhibe vogliono preparare una specie di tè, come se fosse una pozione magica capace di risolvere il problema di Jeanne. In agenzia arriva Yuma e chiede a Jeanne come sia il suo ufficio. Jeanne specifica che è l'ufficio di suo padre, poi Aziz gli chiede di parlare da soli. Aziz spiega a Jeanne che ha trasferito tutto a lui 2 anni prima, perché è stato male e si è allontanato per le cure necessarie. Poi aggiunge che intende continuare da dove ha lasciato. Jeanne gli dice che non sa ben perché l'azienda abbia fallito, ma lo rassicura che non accadrà più. Teren e gli altri sono intenzionati a far tornare la compagnia agli antichi splendori. Leila propone di far assumere nuovamente ognuno la propria posizione per aiutare Jeanne a ritrovare la memoria. Per esempio, Gégé deve essere di nuovo il ragazzo dell'ufficio. Sanem porta il tè a Jeanne e poiché lei si attarda lì, la esorta a uscire perché lui è il capo e vuole stare da solo. Poco dopo la sua voce interiore le dice di lasciar perdere Jeanne, visto che non c'è speranza. Più tardi Sanem torna in agenzia, vestita secondo il suo vecchio stile, e vorrebbe che Deren la trattasse come agli inizi, ma lei risponde che non può più farlo perché ora le vuole bene. Sanem cerca di rimanere sola con Jeanne e si reca nel suo ufficio, ma nell'avvicinarsi si rende conto che lui è infastidito dalla sua presenza. Lui pensa che lei abbia usato la sua avvenenza per fare colpo su di lui. Sanem chiaramente si arrabbia ed è molto delusa. Lui la chiama opportunista e pensa che l'abbia impressionato così. Lei dice che lo prenderà a schiaffi così gli tornerà la memoria. Alla sera Sanem si reca in giardino da Jeanne e parlano un po'. Lei gli presenta il libro e gli dice che se vuole sapere come erano insieme dovrebbe leggerlo. Erano bellissimi e piacevano a tutti, forse piaceranno anche a lui. Poi conclude: questo è un libro sul mio amore, questo libro sei tu, è il mio unico libro e tu sei il mio unico amore. L'indomani, in agenzia, Muso e Gégé vorrebbero far bere a Jeanne il tè preparato da Mekhibe. Muso gliene porta un bicchiere. Jeanne gli chiede se il suo nome sia Muzzafer e lui specifica che si chiama Zeberjet, perché spera che si ricordi meglio di lui. Jeanne chiede dell'altro tè perché quello che ha portato non è di suo gradimento. Gégé porta del nuovo tè a Jeanne e gli chiede se ha bevuto il tè precedente e Jeanne gli fa vedere cosa ha fatto col tè portato prima. Prende la tazza e ne versa il contenuto nel vaso di una pianta, mentre Gégé comincia a urlare. Arriva il turno di Sanem, che si presenta da Jeanne con fare ammaliante. Si siede accanto a lui e assaggia il tè. Poi gli propone di berlo, ma lui, appena lo assaggia, lo va a gettare nel vaso di prima. Gli dà della pazza e le dice come possa berlo, dato che è disgustoso. Poco dopo Mekhibe telefona a Jeanne e lo invita a cena. Lui, infastidito dalla presenza e dall'atteggiamento di Sanem, non è molto interessato all'invito, ma Sanem gli ricorda che amava molto la sua mamma e le pietanze che gli preparava. In agenzia, con la complicità di Deren e Gégé, Sanem si inventa un importante incontro di lavoro per far uscire Jeanne con lei. Poco dopo, mentre sono in auto, simulando dei dolori di stomaco, Sanem lo porta sulla loro scogliera e gli chiede se si ricorda di quel posto. Jeanne le dice di no e capisce che si è trattato di una bugia. Le chiede ridendo come abbia potuto innamorarsi di una ragazza pazza come lei, visto che la scopre parlare con la sua voce interiore. I due litigano, sono stufi entrambi, poi se ne vanno verso parti opposte. In quel momento lui ricorda qualcosa del passato e la richiama invitandola a tornare in macchina con lui. Durante la cena a casa Edin, Jeanne sembra aver ritrovato il sorriso. Mekhibe lo riempie di attenzioni, ha preparato delle pietanze di pesce perché ha letto su internet che gli omega 3 aiutano a recuperare la memoria, così come il rosmarino. Mekhibe ha preparato anche il suo tè, ma Nihat lo beve tutto, così lei non può darlo a Jeanne. Poco dopo Nihat si agita a tavola nel ricordare una vecchia partita di calcio, è un po' su di giri e ha un leggero malore. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!